Buonasera, bentrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. Continuano a crescere i contagi in regione e anche la pressione sulle strutture ospedaliere. Da domenica scorsa fino ad oggi le persone ricoverate dai reparti Covid sono aumentate del 19%. Da domani saranno sospese le attività programmate in alcune aree mediche per ricavare più posti letto Covid. Aumenta anche il numero dei cittadini in isolamento, più 15% in una settimana. Ultimo giorno a due colori per il Friuli Venezia Giulia. Da lunedì anche le province di Pordenone e Trieste passeranno in arancione e su tutto il territorio regionale saranno in vigore le medesime restrizioni per contrastare l'aumento dei contagi. Aumento che, per effetto della variante inglese, ha avuto i suoi effetti anche nelle strutture sanitarie del territorio, con il pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine nuovamente sotto stress e diversi reparti non più in grado di reggere alla pressione, tanto da dover trasferire alcuni pazienti al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Con l'8 marzo è confermata anche la sospensione di alcune attività negli ospedali, così da poter dedicare un maggior numero di posti letto per pazienti Covid positivi. Il provvedimento interesserà chirurgia a San Daniele del Friuli, oculistica a Palmanova e le attività programmate nelle ortopedie di Udine, Tolmezzo e Latisana, con contestuale mantenimento nelle stesse sedi dell'attività traumatologica. Nell'arco dell'ultima settimana in tutta la regione i ricoveri di pazienti Covid nelle aree mediche sono aumentati del 19%, passando da 361 di domenica 28 febbraio a 447 di oggi. Aumentano anche le positività accertate su tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore su 3.173 test molecolari sono stati rilevati 276 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,8%, percentuale che sfiora il 12% sui tamponi antigenici molecolari. Su 1.641 effettuati sono risultati positivi 190. I decessi sono 11, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 57. Sono 447 i pazienti Covid accolti in altri reparti. Negli ultimi 7 giorni è cresciuto di quasi il 15% il numero di persone in isolamento, da 9.660 a 11.344. I numeri più preoccupanti restano quelli che descrivono l'impennata dei contagi. In regione il numero più basso di casi da novembre si era registrato il 20 febbraio, 144 ogni 100.000 abitanti in 7 giorni. Oggi sono 314, più che raddoppiati. La provincia di Udine con 465 casi è quinta in Italia, Gorizia con 366 è 11ª, Trieste conta 191 casi ogni 100.000 abitanti in 7 giorni, Pordenone 117. Quanto alla campagna vaccinale, da lunedì sono previste sedute potenziate di somministrazione per gli ultraottantenni, per arrivare entro marzo a 10.000 dosi inoculate solo nell'area udinese. Si parte lunedì con i residenti nei distretti di Cividale e di Tarcento, con somministrazioni programmate al Palazzetto dello Sport della città ducale. Effetti sulla scuola, se ne parla tanto secondo Tutto Scuola, in base ai dati di Fondazione Gimbe, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza. In Italia 9 studenti su 10 è contro la didattica a distanza in difesa della scuola. Oggi il movimento Priorità alla Scuola è sceso in piazza a Pordenone. Stiamo ore davanti al computer mentre gli adulti vanno in giro, scrive Alberto di 13 anni. Per Anna, 17, la DAD ci ha privato di molte esperienze fondamentali per la crescita come studenti e come persone. Per Guido, con la didattica a distanza c'è troppa confusione, non si riesce a seguire la lezione. E poi c'è la mancanza degli amici e, dice Laura, la delusione per i pochi miglioramenti fatti in quest'anno. Sono solo alcune delle riflessioni di studenti delle secondarie che sono state lette stamattina a Pordenone dal centinaio di persone che si sono messe in fila per la scuola, letteralmente, distanziati ma non per questo meno agguerriti. Il movimento Priorità alla Scuola si era dato appuntamento in città per una protesta a numero chiuso ad evitare assembramenti. Chi è rimasto fuori l'ha seguita in diretta a Facebook. Chi c'era ha urlato forte un giù le mani dalla scuola. In nessuna galassia è accettabile che i centri commerciali siano aperti e la scuola chiusa, hanno detto. Anche la scuola è salute pubblica. Si definiscono genitori arrivati al capolinea che vogliono mettere i loro figli in cima a tutto, non come ultimo problema dell'agenda politica. Dicono di aver visto i ragazzi adattarsi in un anno con il sorriso, rispettando regole che per la loro età sono ancora più difficili da accettare, ma dopo un anno non si meritano ancora chiusure e isolamento. Si poteva fare altro, si poteva fare diversamente, noi adulti ve lo dovevamo. Lo sottolineano mostrando cartelli e facendo sentire i loro slogan, racchiusi in un messaggio che mutano dallo psicoterapeuta Pellai: chiusi in una stanza non si può imparare né diventare ciò che si vuole essere.
Ci sono nuove regole nel caso di un contagio a scuola che portano in quarantena tutto il nucleo familiare per 2 settimane. Stanno mettendo in difficoltà la famiglia, costringendo i genitori di fatto ad assentarsi dal lavoro per 14 giorni. L'aggiornamento delle disposizioni per contenere la pandemia stanno mettendo in difficoltà le famiglie con bambini entrati in contatto a scuola con un compagno risultato positivo al Covid. La novità, nella quale molti genitori si sono imbattuti in questi giorni, riguarda in particolare le modalità della quarantena, che diventa più lunga e amplia il proprio raggio d'azione. Il diffondersi delle nuove varianti al Covid-19 ha imposto una modifica delle disposizioni da intraprendere per bloccare l'impennata dei contagi, cambiamenti dei quali molti cittadini hanno preso consapevolezza solo finendoci in mezzo. Cosa succede oggi nel momento in cui in una classe viene identificato un caso positivo? Vengono effettuati tamponi a tutti gli alunni e gli insegnanti contatti stretti della persona contagiata, così da verificare nell'immediato la presenza di altri casi positivi ed eventualmente isolarli precocemente ed interrompere la circolazione del virus a scuola, ma anche in ambito familiare. Se fino alle settimane scorse la quarantena durava 10 giorni e riguardava solo i contatti stretti, quindi alunni ed insegnanti della classe in questione, ora la disposizione viene estesa a 14 giorni ed interessa tutti i familiari conviventi del contatto stretto. Al termine della quarantena è previsto un tampone necessario a stabilire se ci sono le condizioni per rientrare in classe o meno. Di fatto, se un bambino ha un compagno di classe che risulta positivo, oltre allo stesso bambino finiscono in quarantena per 2 settimane anche i genitori, i fratelli e le sorelle. Questo, spiegano dai dipartimenti di prevenzione, permette di interrompere eventuali contagi anche al di fuori del nucleo familiare, in particolare in ambito scolastico, attraverso fratelli e sorelle dei bambini della classe in quarantena e in ambito lavorativo e parentale. La quarantena per 14 giorni scatta anche a fronte di tamponi negativi ed interessa comunque tutto il nucleo familiare, con non poche difficoltà per i genitori che devono restare a casa e non possono recarsi al lavoro per 2 settimane. La comunicazione che arriva dai dipartimenti di prevenzione tramite circolare dei dirigenti scolastici con la disposizione della quarantena consente ai diretti interessati di richiedere al proprio medico curante il certificato di malattia valido per tutto il periodo di quarantena. La politica non basterà un traghettatore, nemmeno un congresso, serve una rifondazione vera. Così, a proposito della situazione del suo partito, dopo le dimissioni di Zingaretti, il segretario regionale del PD, Sciaurli. Molti mi chiedono se sono preoccupato. Certo che sono preoccupato per i 7 milioni di italiani in condizioni di indigenza assoluta e di povertà, sono preoccupato per le tantissime persone che si svegliano la mattina con il pensiero di perdere il lavoro appena finiranno le misure straordinarie, sono preoccupato per i tanti imprenditori che vedono svanire i propri sogni, sono preoccupato per i tanti malati, troppi ancora nei nostri ospedali, e per i loro parenti che possono solo sperare e neanche dargli il conforto di un abbraccio. Credo che siano queste le vere preoccupazioni in questo momento e sono queste le preoccupazioni a cui deve rispondere la principale forza progressista del Paese. Noi non possiamo attardarci in discussioni di potere, in discussioni di correnti, nemmeno a trovare un nuovo leader che abbia una nuova filiera di comando. Dobbiamo mettere in campo tutta la nostra capacità, il nostro impegno, la nostra passione per dare risposte all'emergenza e per tratteggiare un futuro migliore per il Paese. Io credo che il Partito Democratico abbia un ruolo fondamentale in questo, ma la sua stessa esistenza dipende dalla capacità di dare risposte a queste domande e a queste istanze che i cittadini pongono, non certo a una logica interna di potere che, permettetemi, ai cittadini in questo momento. La mia comunità politica è fatta di tantissime donne e uomini che si impegnano quotidianamente e a loro dobbiamo tornare a dare voce. La cronaca con un malore per un escursionista oggi sul Monte Valinis. Questa e altre notizie nel prossimo servizio. Un 59enne di Fontanafredda è stato soccorso tra le 12:30 e le 14:30 di oggi per un malore mentre si trovava con la moglie ed altri escursionisti presso il Monte Valinis. I compagni di escursione gli hanno praticato il massaggio cardiaco guidati al telefono dalla Sores finché non è arrivato l'elicottero che, con l'aiuto di un'equipe medica che l'ha preceduto a piedi, lo ha recuperato. Ora versa in serie condizioni di salute. Incidente stradale alle 11 di questa mattina a Ronchis. Si sono scontrati un Fiat Fiorino condotto da un uomo di 80 anni di Latisana e una Renault Clio a bordo della quale viaggiavano padre e figlia, entrambi di Varmo. Sono questi ultimi che sono rimasti feriti, apparentemente non in condizioni serie, e sono stati trasportati all'ospedale, contuso il pensionato.
Un 58enne italiano è stato arrestato dagli agenti della questura di Udine per atti persecutori nei confronti della sua ex e del nuovo compagno di lei. Un ammonimento fatto dal questore non era bastato a fermarlo. Nell'ultima settimana l'uomo si era concentrato sul rivale in amore e lo aveva seguito in 3 occasioni. Nell'ultima, la sala operativa della questura, prontamente allertata, è riuscita ad intervenire bloccandolo ed arrestandolo. Una giovane famiglia austriaca composta da padre, madre e bimba piccola, di passaggio in Friuli nel tragitto per andare a fare un giro in Toscana, è stata fermata dalla polizia stradale di Udine a Rivoli di Osoppo. Ad attirare inizialmente gli agenti un faro non funzionante, ma i problemi per i 3 si sono rivelati presto ben peggiori. Viaggiavano senza documenti, senza patente e senza mascherine. Hanno spiegato di non avere televisori in casa e di non leggere i giornali, quindi di essere ignari del problema pandemia. Le loro giustificazioni non sono ovviamente bastate ad evitare l'allontanamento dal territorio nazionale. Un ciclista di Porcia è stato soccorso in seguito ad una caduta sulla strada che congiunge Dardago a Piancavallo, la cosiddetta Venezia delle Nevi. L'uomo si è procurato traumi alla testa e al torace, per i quali è stato ricoverato all'ospedale di Pordenone. E chiudiamo con lo sport, il calcio dilettanti in particolare, perché solo venerdì era arrivato l'ok del Consiglio federale della FIGC alla ripartenza dell'eccellenza, ma le società del Friuli Venezia Giulia dicono no alla ripresa. Non ci sono le condizioni, hanno detto i presidenti, rischio sanitario, contagi che salgono, problemi economici, zona arancione, tutti i fattori che portano al tramonto, dunque di un'altra stagione. Unici sì, quello deciso del Chiarbo, la Ponziana, e quello un po' meno convinto della Pro Gorizia. Mancava l'appello il 13°, insomma l'eccellenza ha deciso di non tornare a giocare. Per decidere le promozioni si prospetta come idea più probabile il criterio del merito sportivo. Ed è tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona serata.